Buongiorno a tutti cari amici e buon venerdì, questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in Blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi siamo venerdì 4 dicembre e in studio ci sono io, Martina Rolon. Al centro delle cronache sui quotidiani locali c'è, come si può ben immaginare, il tema relativo al nuovo DPCM, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le misure di prevenzione, le misure anti-Covid previste nelle prossime settimane fino all'inizio del prossimo anno. Misure che hanno scatenato anche proteste polemiche sia a livello regionale che tra gli amministratori e gli operatori locali, ma andremo subito a leggere le pagine dedicate a questo argomento sul Corriere delle Alpi e sul Gazzettino. Partiamo proprio dal Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è infatti dedicato al nuovo decreto, come si legge: Conte blinda tutte le festività, Zaia danno per i piccoli paesi. Niente spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, a Natale Santo Stefano vietato uscire dal comune. E c'è un lungo approfondimento da pagina 2 a pagina 13. Nel dettaglio le pagine 2 e 3 in particolare sono illustrati i provvedimenti: negozi aperti fino alle 21 ma coprifuoco a San Silvestro. E per quanto riguarda la stagione invernale, impianti di sci, confermata la riapertura solo il 7 gennaio, quindi tutto bloccato fino praticamente all'Epifania. E ancora, rabbia di sindaci e operatori, sono scelte irragionevoli, è questo il titolo scelto per la fotonotizia, per la foto di copertina in cui si vede il centro di Cortina. E ancora, parlando sempre del bollettino sanitario, in questo caso che riguarda in modo specifico la provincia di Belluno, bilancio tragico, 6 decessi in un giorno e 217 positivi, questi dati forniti nel tardo pomeriggio di ieri dall'ULS 1 su dati di azienda zero. E ancora l'assistenza sul territorio, l'ULS ha assunto ben 19 medici, 46 operatori sociosanitari e 5 infermieri che vanno a potenziare il team che si occupa di gestire l'emergenza Covid. E nel taglio basso di pagina ci sono due lanci che riguardano in questo caso argomenti differenti, non coronavirus. A Livinallongo arriva la neve, il sindaco da oggi chiude gli asili e tutte le scuole. Nei prossimi giorni infatti è previsto forte maltempo e neve in alta quota, ma anche dai 1000 metri in su. E ancora Franchino Fant non ce l'ha fatta, è investito martedì, muore in ospedale. Si tratta dell'85enne investito il 1 dicembre a Belluno nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. L'anziano, originario di Sospirolo, è deceduto in ospedale dove era ricoverato in seguito al grave episodio. Andiamo quindi all'interno per leggere appunto ciò che riguarda il nuovo decreto, il nuovo DPCM. Mai così tanti morti per il Covid. Conte ieri durante la conferenza stampa in diretta alle 20:15 ieri sera ha detto: sarà un Natale diverso, dobbiamo evitare la terza ondata, le vittime in 24 ore sono 993, record negativo dall'inizio della pandemia. Si parla ovviamente di vittime relative a tutta Italia. E quindi Conte ha detto che la strada per sconfiggere la pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare la terza ondata che potrebbe arrivare già a gennaio e avere la stessa violenza della prima e della seconda. Il premio Giuseppe Conte ha illustrato l'ora di cena di DPCM varato per blindare il Natale. E proprio per capire quelle che sono le principali misure inserite nel nuovo decreto andiamo a pagina 3. I provvedimenti: coprifuoco esteso a Capodanno, le feste solo con i conviventi. Ecco le regole in vigore, la deroga, sì ai ricongiungimenti tra regioni per i fidanzati, l'ultima stretta sui viaggi all'estero, al rientro sarà necessaria la quarantena. Chi pensava che il pressing dei governatori e dell'ala permissivista della maggioranza allentasse la stretta di Natale rimarrà deluso, perché il DPCM firmato Conte non concede nulla a chi voleva varcare i confini della propria regione per ricongiungersi alla famiglia, o a ragazzi insegnanti che, sia pure per pochi giorni, speravano di tornare a guardarsi negli occhi nella normalità di un'aula. Infatti per lo stop alle tavolate dovrebbe bastare il coprifuoco che resta alle 22 in tutta Italia ed è allungato per il Capodanno fino alle 7 del mattino, la notte appunto del 31, per scoraggiare chi volesse fare le ore piccole fuori casa. Contrariamente a quanto avevano fatto sperare le aperture del Premier, che aveva ipotizzato una ripresa della scuola già il 14 dicembre, le scuole invece riapriranno il 7 gennaio, non per tutti, ma si dovrà garantire che il 75% torni a fare lezione in presenza. Questa è la tematica che riguarda le scuole. E c'è poi un'infografica che spiega cosa si potrà e quello che non si potrà fare. Cosa non si può fare? Partiamo proprio da questi aspetti. Spostamenti tra le regioni, nessun viaggio
tra il 21 e il 6. Dal prossimo 21 dicembre fino al 6 gennaio 2021 non ci si potrà spostare fuori dalla propria regione e il 25, il 26 e il 1 gennaio nemmeno dal proprio comune di residenza. Ci si potrà muovere solo per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità e per raggiungere residenza o domicilio. Non sono previste deroghe per ricongiungersi a genitori anziani e nonni, salvo non li si debba assistere. Si legge appunto il tema della deroga per il ricongiungimento a genitori anziani era uno appunto dei punti chiave su cui si era discusso fino all'ultimo momento. Per quanto riguarda il tempo libero e i viaggi, niente sciate e stop a crociere. Durante le feste niente cinema, teatro, concerti, mostre, men che meno feste nei locali e nelle piazze. Impossibile anche sciare perché gli impianti di risalita riapriranno soltanto il 7 gennaio e niente vacanze all'estero. Dal 21 gennaio chi andrà in qualunque paese al ritorno dovrà fare 14 giorni di quarantena e sono state sospese anche le crociere. Il blocco alle 22, il coprifuoco che era già attivo resta valido, il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino che per Capodanno viene esteso alle 7 del mattino e l'obbligo di ritirata alle 22 vale anche per la vigilia di Natale e come dicevamo studenti a casa fino al 7 gennaio. Cosa si può fare invece? Vediamolo sempre in questa infografica. I negozi aperti fino alle 9 di sera. Per evitare assembramenti nei negozi per i regali, il DPCM appena varato dal governo consente di tenere le saracine scalzate fino alle 22. Durante la settimana si potrà andare a fare acquisti nei centri commerciali, ma nei festivi e nei prefestivi al loro interno resteranno aperti solo alimentari, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, presidi sanitari e fiorai, chiusi mercati e mercatini di Natale. Alle messe in preghiera ma distanziati. Si potrà continuare ad andare a messa durante le festività, ma la celebrazione della cerimonia durante la notte di Natale sarà anticipata alle 20 per consentire il rispetto del coprifuoco e una volta entrati in chiesa bisognerà avere la mascherina coperta che copre naso e bocca, quindi la mascherina indossata correttamente, mentre la distanza di sicurezza da garantire è pari ad almeno 1 metro laterale e frontale. Per quanto riguarda gli spostamenti, seconde case sì, solo se nella regione. Senza poter andare all'estero, salvo poi farsi 14 giorni di quarantena, chi vorrà rompere la routine della città potrà recarsi nella seconda casa al mare in montagna o in campagna, purché questa si trovi entro i confini regionali. In caso contrario ci si può andare per comprovate ragioni di necessità, come per far eseguire dei lavori oppure riparare una tubatura che perde, si legge qui. Per quanto riguarda la ristorazione, sono possibili pranzi, cene e cenoni di Capodanno no, ma un bel pranzo al ristorante lo si potrà fare, anche nei giorni clou del 25, 26 e primo dell'anno. A tavola, se non si è conviventi, ci si potrà sedere massimo in 4 e mantenendo il distanziamento di 1 metro. Il DPCM sbarra la strada a chi si era già prenotato una stanza per consumare nel ristorante degli hotel, cene o cenoni. Andiamo avanti sempre con questo tema, la rivolta delle regioni contro l'esecutivo, sì agli spostamenti. Ieri c'è stato anche un video incontro fra il governo e le regioni e i governatori dicono misure ingiustificate e non concordate. Boccia, il ministro, ha detto invece le conoscevano tutti. Andiamo a vedere quel che riguarda nello specifico il Veneto, siamo a pagina 6, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia fa queste dichiarazioni che sono riportate nel titolo dell'articolo. Inumano e assurdo separare genitori e figli, Veneto oltre i 4.000 morti. Il blocco dei confini comunali non distingue tra paesi di campagna e metropoli dove sono i ristori promessi a lavoratori e imprese, così sarà guerra tra poveri, ha detto Zaia in questo articolo di Filippo Tosatto. Il DPCM, dice Zaia, lasciano poche perplessità e se non sarà modificato procurerà certamente qualche guaio. Il governo ci ha trasmesso la bozza stanotte, erano le 2:30, con l'invito a presentare le osservazioni entro mezzogiorno, quindi si parla della notte tra mercoledì e giovedì. Mi sembra un modo scorretto di agire e nel merito credo che questi provvedimenti inneschino conflitti sociali. La protesta da parte delle regioni, si è detto, è stata unanime e sempre il governatore del Veneto dice che c'erano molte soluzioni alternative al blocco del 25-26 dicembre e 1 gennaio. Inoltre è assurdo e ingiusto trattare allo stesso modo le metropoli e i paesini di campagna. La rabbia e la protesta sui social da parte del presidente del Veneto e altre critiche che riguardano i ristori più volte promessi dei quali non si vede nulla, gli impianti di sci e il circuito di accoglienza sulla neve vengono chiusi
vengono chiusi quasi, scusate, che dalla stagione invernale non dipendesse il lavoro e il reddito della popolazione di montagna. Detto questo, al di là delle polemiche, bisogna ricordare che ieri il Veneto ha registrato un picco con 101 vittime, ma 23 ricoverati in meno. Per fortuna nelle aree mediche sono calati i ricoveri, anche se appunto c'è questo picco di oltre 100 vittime. I casi attualmente positivi sono 71.614 e i posti letto occupati in area medica sono 2.721, 36 quelli in terapia intensiva, sempre dati che riguardano la regione del Veneto. A pagina 8 andiamo in provincia di Belluno, a quelli che sono gli effetti economici nel bellunese. La rabbia dei ristoratori bellunesi, nuovi decreti hanno ucciso il Natale. Rossana Roma dice: quanti commessali potrò avere del solo comune di Alpago, così muoiono socialità e convivialità. L'articolo è di Francesco Dalmas. I nuovi DPCM hanno ucciso il Natale per i ristoratori che il Covid ha messo in terapia intensiva e a dicembre chiedevano ossigeno al governo. Ma invece di salvarci ci hanno condannato a morte. Non usa mezzi termini. Aldo Cursano, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. No, il mio amico Aldo si sbaglia, dice Rossana Roma del ristorante Dolada, che di FIPE è la presidente provinciale. Ci hanno chiuso la canna dell'ossigeno. Siamo rimasti impietriti quando abbiamo letto la bozza del DPCM che è stata diffusa. Era incommentabile. Noi fino all'anno scorso mettevamo a tavola per il pranzo di Natale 4 milioni di persone, in provincia di Belluno non so quanti, ma sicuramente diverse migliaia di ospiti, dice appunto Rossana Roma, orientata a calcolare che per un ristorante dicembre è un mese che ne vale due. Il prossimo pranzo di Natale sarà consentito solo nelle zone gialle, dove peraltro i locali sconteranno circa il 50% dei coperti per il distanziamento, ma attenzione, gli spostamenti saranno consentiti nell'ambito comunale. Quanti commissari potrò avere nell'ambito del comune di Alpago? E il mio collega di Zoppè di Cadore si chiede Roma. L'idea di alcuni ristoratori è di organizzare i cenoni a mezzogiorno della vigilia. Li capisco, ma l'idea è quasi irriverente, perché la sera di Natale o quella di Capodanno non ci si riuniva tanto per mangiare quanto per stare insieme. Era una tradizione culturale oltre che sociale. Si legge appunto nell'articolo. E a pagina 9 ci sono anche le reazioni al DPCM da parte dei comuni chiusi a Natale e a Capodanno. I comuni chiusi a Natale e a Capodanno, si legge nel titolo. Ghedina, sindaco di Cortina, dice è una scelta irragionevole. Nelle seconde case prima del 21 dicembre ci troveremo in centro a Cortina con 30.000 turisti, dovrò mettere i vigili, dice appunto il sindaco di Cortina. E l'articolo è scritto sempre da Francesco Dalmas. Spostamenti vietati tra comuni a Natale e Capodanno, anche tra Cortina, dove ci sono i genitori, e San Vito e la Valle del Boite, dove hanno trovato casa i figli o i nipoti. Proprio così, una scelta irragionevole, riflette il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, che per una volta non si affida al vocabolario prudente. Per Ghedina ci sono altri aspetti del DPCM che lasciano attoniti. Gli alberghi possono aprire, ma il cenone di San Silvestro debbono portarlo in camera. Un assurdo, dice. Tengono chiusi gli impianti e per fortuna lasciano aperte le seconde case, anche se raggiungibili fino al 21 dicembre. Questo significa che ci ritroveremo in centro fra i 25.000 e i 30.000 villeggianti. Dovrò schierare la polizia municipale per vigilare. Ci sono state poi anche altre proteste da parte di sindaci. Capiamo l'esigenza di limitare gli assembramenti, ma perché considerare un potenziale rischio lo spostamento tra Zoppè di Cadore e Val di Zoldo e tra Cibiana di Cadore e Valle di Cadore? Si chiede Luca De Carlo, sindaco di Calalzo. Ci sono molte più occasioni di contagio nell'attraversare metropoli come Roma, Milano, Firenze, ma dentro queste realtà i cittadini potranno tranquillamente percorrere chilometri e avere occasioni di svago e trovare servizi, mentre i 229 abitanti di Zoppè non potranno muoversi dal loro territorio comunale. Questo quanto dice il senatore di Fratelli d'Italia e il sindaco di Calalzo, che quindi giudica irragionevole paragonare una città metropolitana, un comune di grandi dimensioni come possono essere Roma, Firenze o Milano, con i piccoli comuni di montagna. Nelle grandi città può andare bene, ma per chi lavora in piccoli comuni e paga le tasse come gli altri è una presa in giro, si legge ancora tra le proteste. E poi ancora diamo uno sguardo ad altre dichiarazioni riportate nell'articolo.
Se le seconde case di Cortina triplicano la popolazione fino a 25.000 persone, le 3.000 di Auronzo garantiscono un'altra robusta erorazione. Ma quante effettivamente verranno aperte il 21 dicembre? Il 50% in più senza possibilità di sciare, anzi con il nuovo limite imposto dal DPCM, dice Isidoro Gottardo, ex parlamentare di Forza Italia, la percentuale sarà oltremodo inferiore perché il 21 sono ancora le scuole aperte e c'è chi lavora. Quindi queste le proteste a livello territoriale. Andando ai numeri del Covid in provincia di Belluno, ieri è stata una giornata decisamente brutta, decisamente tragica, come titola il Corriere delle Alpi: 6 decessi di anziani ricoverati, rialzo a 217 dei nuovi positivi. Era qualche giorno in cui i nuovi positivi erano scesi sotto le 200 unità e ieri questa unità è stata superata nuovamente. I 6 decessi riguardano un uomo di 83 anni e una donna di 68 che erano ricoverati in rianimazione a Belluno. Una donna di 83 anni ricoverata nell'ospedale di Agordo, un uomo di 82 all'ospedale di comunità di Feltre, una donna di 74 in pneumologia a Feltre e un uomo di 75 anni ricoverato in geriatria Covid a Feltre. In 2 giorni nel bellunese ci sono stati ben 11 decessi. Il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia supera ormai i 250, un numero decisamente elevato per quanto riguarda la provincia di Belluno. Per quanto riguarda il numero totale dei positivi, ora siamo a quota 3.838, le persone guarite superano le 5.130. Dall'inizio della pandemia, quindi a marzo scorso, le persone positive al Covid nel bellunese sono state 9.227. E andiamo ancora al titolone di pagina 10, case di riposo, i contagi ora sono in calo. Migliorano le situazioni in Cadore, a Cortina, nella zona di Ponte e nell'Alpago, ancora critica invece la situazione a Quero, Zoldo e Belluno, l'articolo è di Laura Milano. Cavarzano, Val di Zoldo e Quero, sono queste le criticità nell'ambito delle case di riposo che il distretto provinciale dell'Us Dolomiti documenta e supporta sia con le squadre USCA messe in campo dall'azienda che con l'accoglimento degli ospiti. La fotografia attuale, cioè a ieri, vede l'affrancamento della maggior parte delle case di riposo già colpite significativamente in questa seconda fase pandemica. Evidenzia situazioni in cui, a fronte di una contagiosità diffusa, è alta la percentuale di anziani con pochi sintomi. A Cavarzano però, dove la situazione continua ad essere critica, i positivi a ieri erano 45. In quella di Auronzo ci sono 5 positivi, però l'organico sanitario e assistenziale è tornato a regime. Non desta preoccupazione l'Alpago, né Puos né Santa Croce del Lago, più problematica invece la situazione di Pieve di Cadore, si legge nelle dichiarazioni del direttore del distretto sociosanitario Sandro De Coll. Gli ospiti positivi sono 2, ma per carenze di organico stiamo ancora fornendo come ULSS 2 infermieri fino a quando i dipendenti di struttura non saranno rientrati. E ieri c'è stata anche un'altra notizia diffusa dall'azienda sanitaria per rafforzare le USCA, cioè le unità che si occupano dell'assistenza a domicilio. L'ULSS ha assunto 19 medici, 46 operatori sociosanitari e 5 infermieri. Sono ben 19 i medici che hanno risposto all'appello ULSS che deve poter rinforzare le squadre Covid ad entrare a far parte delle USCA. Nella giornata di ieri sono stati assunti 46 operatori sociosanitari e sono stati conferiti incarico libero professionali per l'emergenza Covid a 19 medici e 5 infermieri, come fa sapere l'azienda. Il nuovo personale andrà a rafforzare in particolare il territorio con assistenza domiciliare integrata e l'operatività delle USCA. I 46 operatori sociosanitari sono stati assunti a tempo indeterminato dalla graduatoria vigente. Di questi, 37 sono assunzioni di personale aggiuntivo per l'emergenza Covid, una è un'assunzione aggiuntiva per la farmacia ospedaliera e solo 8 sono sostituzioni di personale cessato dal servizio. Questi nuovi professionisti sono linfa vitale per i nostri servizi, sotto pressione per il significativo carico di lavoro legato all'emergenza Covid, ha detto il direttore generale Rasi Cardogno. Una boccata di ossigeno per poter potenziare in particolare i servizi territoriali. Andiamo avanti, leggiamo ancora una notizia che riguarda l'appello fatto dalla SPI-CGIL e dal sindacato, in questo caso siamo a pagina 11. La SPI-CGIL affronta il caso di Cusighe, servono operatori, la segretaria Gentilin si augura che in tutte le case di riposo del Bellunese venga attivata la stanza degli abbracci a sostegno degli anziani in solitudine.
Lo CGIL di Belluno vive con grande apprensione e malessere questa seconda ondata di contagi che colpisce ancora più duramente le persone anziane. Lo dice appunto la segretaria Maria Rita Gentilin. La carenza del personale infermieristico e degli operatori sociosanitari determina un sovrallavoro e al tempo stesso una minore assistenza alle persone in cura, e parla appunto del caso di Cusighe. La stessa assistenza territoriale è parziale per mancanza di operatori e medici, tant'è che di 4 USCA solo una è sul territorio, quella che opera nel Feltrino. L'USCA di Belluno sembra finalmente pronta. E la proposta appunto fatta dallo CGIL è quella di introdurre stanze degli abbracci in tutte le case di riposo bellunesi per cercare di tamponare la solitudine in cui soffrono, in cui si trovano a dover stare gli anziani che appunto non possono vedere i loro cari, non possono abbracciare un loro caro. Andiamo direttamente alle pagine che riguardano la provincia di Belluno. Leggiamo ancora un articolo, in questo caso cambiamo argomento, parliamo di cultura. Leggiamo questo articolo a pagina 20 e poi passiamo al Gazzettino. Tiziano e i suoi, esposte 60 opere dei più prestigiosi musei del mondo. Il comune approva il primo atto per l'organizzazione della mostra Palazzo Bembo, l'inaugurazione avverrà a dicembre 2021, l'articolo di Alessia Forzine. Il prossimo anno saranno allestite 3 esposizioni su Tiziano a Vienna, Londra e Belluno. Il capoluogo vuole tornare nel circuito delle grandi mostre e lo fa con uno degli artisti simbolo della provincia. Mercoledì la giunta comunale ha approvato il primo atto necessario all'organizzazione dell'evento, che si svolgerà da dicembre 2021 all'aprile del 2022. Tiziano e i suoi, questo è il titolo provvisorio, permetterà di gustare almeno 60 opere dipinte da Tiziano Vecellio, ma anche dai suoi parenti e dalla sua ricchissima bottega. Il curatore della mostra sarà il professor Enrico Dal Pozzolo, noto studioso del pittore cadorino, e l'esposizione si svilupperà tra Palazzo Bembo e il Museo Fulcis, ma sono previsti eventi anche a Pieve di Cadore, che è la terra natale di Tiziano. Con questo progetto l'amministrazione comunale intende promuovere un'iniziativa culturale che confermi la valenza di uno dei massimi pittori di origine bellunese, coniugando l'avvio di una nuova stagione di valorizzazione di Palazzo Bembo. Come anticipavo, passiamo al Gazzettino. Anche il Gazzettino, ovviamente, l'edizione del Nord-Est dedica la prima pagina alle regole e ai divieti per le feste. Tutte le regioni blindate dal 21 dicembre all'Epifania, stop mobilità anche tra comuni il 25, 26 e il 1 gennaio. Resta anche il coprifuoco a Capodanno fino alle 7. Sarà possibile andare dai genitori soli per necessità. Si legge: Zaia ha dichiarato: noi ignorati e penalizzati, il governo ora riveda il decreto. Andiamo subito all'edizione di Belluno del Gazzettino, all'inserto dedicato alla provincia di Belluno. Il titolone di apertura è dedicato all'argomento tamponi e si legge: troppi tamponi, l'ULSS blocca i medici. I laboratori non riescono a far fronte a tutte le richieste, l'azienda sanitaria invia nuove linee guida ai medici di base. I tempi di attesa saliti a 4 giorni per avere il risultato dei tamponi. Non facciamoci prendere dal panico, in 3 casi su 10 i pazienti possono evitare il test, si legge appunto. La denuncia a Cusighe: emerge una situazione insostenibile, coi malati senza protezioni adeguate. A questa è dedicata la foto di copertina. Dopo la denuncia dei familiari dei disabili ospitati nell'RSA di Cusighe, a puntare il dito contro la gestione sono anche i sindacati, che parlano di dotazioni non adeguate e di quanto siano difficili le condizioni di lavoro all'interno, si legge appunto. Mai tante vittime, 6 in un giorno, ma ricoveri in calo, è la notizia che abbiamo appena letto anche sul Corriere delle Alpi. Entriamo quindi nel giornale per dare appunto uno sguardo ad alcune notizie. A pagina 3 dell'edizione di Belluno c'è questa notizia che riguarda i laboratori sovraccarichi, l'ULSS stringe sui tamponi. Psicosi contagio, 3 su 10 chiedono di sottoporsi al test senza reale necessità. Nuove indicazioni per i medici di base, ecco quando si può evitare di farlo. E l'articolo dice appunto che ci sono troppe richieste di tamponi, è la psicosi da Covid. Su un campione di 100 persone, circa il 30 chiedono di eseguire il test pur non avendone bisogno. Questo spiega chi lavora in prima linea. La richiesta è molto alta, spiega Enzo Bozza, medico di base a Vodo e Borca di Cadore. Molte persone si lasciano sopraffare dalla paura, oppure lo chiedono perché 15 giorni prima hanno incontrato una persona che poi è risultata positiva. Ma c'è anche il caso del comune che scopre un dipendente positivo e decide da tamponare e decide di tamponare tutti quanti.
La situazione è stata segnalata subito all'azienda sanitaria, ci sono troppi tamponi molecolari, il laboratorio sta andando in sovraccarico. Di conseguenza i giorni di attesa per il referto si allungano e sono diventati addirittura 4. L'Us1 Dolomiti ha quindi diramato un avviso a tutti i medici di base per aiutare a gestire i pazienti positivi. Se la persona non ha specifiche esigenze lavorative, sociali o sanitarie, si legge nel comunicato, raccomandare 21 giorni di isolamento senza tamponi di verifiche intermedi. Al termine di questo periodo, se è asintomatico da almeno una settimana e non immunodepresso, potrà uscire dall'isolamento senza tampone finale. La letteratura scientifica spiega infatti che dopo 21 giorni un positivo non è più contagioso, indipendentemente dal risultato del tampone. Per coloro che invece hanno esigenze specifiche si può prescrivere un tampone al 10° giorno, mentre ai contatti del caso sarà fatto il tampone antigenico rapido, si legge in questo articolo di Davide Piol. E poi c'è anche un articolo dedicato a come comportarsi quando si entra in contatto con il virus e vengono riproposte le indicazioni che l'ULSS aveva diffuso anche nelle scorse settimane sul suo sito internet e attraverso i media. Su come comportarsi nel momento in cui si ha sintomatologia sospetta oppure si è entrato in contatto con persone che si sono poi rivelate positive al Covid. In un altro articolo di Davide Piol si parla del virus alla RSA di Cusighe. Abbiamo visto la disperazione in chi deve entrare. Dopo i familiari dei disabili, adesso a denunciare sono anche i sindacati. Orario lavorativo mai rispettato e dispositivi di protezione non conformi. Organici ridotti all'osso, personale costretto a cambiarsi in mezzo alla sporcizia e svolgere turni di lavoro massacranti e ancora camici non idonei a lavorare in ambienti Covid. La denuncia arriva ancora una volta e al centro c'è la RSA di Cusighe che ospita 39 persone con disabilità psichiatriche gravi e molto gravi. A lanciare l'allarme è il sindacato UIL della funzione pubblica. Abbiamo visto la disperazione negli occhi di lavoratori e familiari. I problemi legati all'RSA di Cusighe sono stati segnalati e denunciati più volte negli ultimi 3 anni, da quando cioè la struttura è passata in gestione alla cooperativa Rosa. È quello il momento che ha segnato una svolta per tutti, ma in senso negativo. All'inizio ci siamo interessati alla situazione dei dipendenti per questioni legate all'orario lavorativo mai rispettato e alle paghe basse, dice ancora il sindacato. E negli ultimi 3 anni la struttura ha visto circa 25 infermieri, nessuno si è mai fermato perché ciò che viene offerto è un contratto part-time di 16, 18, 24 ore. Dal 2017 si è palesata l'incapacità da parte della cooperativa di gestire turni in modo logico con un numero sufficiente di infermieri e di OS. Ed è questa la denuncia che viene fatta dal sindacato. Andiamo avanti, leggiamo qualche altra notizia che non riguarda il Covid. Volevo leggervi quella che riguarda la morte di Franchino Fant. Adesso ci arriviamo. Neve e pericolo valanghe, vari divieti per i tir e i passi chiusi. Ci fermiamo prima in questo articolo di Federica Fante. Neve, pericolo valanghe, maltempo in arrivo. Scatta il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 17 di oggi alla mezzanotte tra domenica e lunedì e la chiusura dei passi dolomitici da stasera. La decisione è arrivata ieri dal prefetto Adriano Cogode al termine del comitato operativo viabilità che si è riunito in videoconferenza con le forze dell'ordine, vigili del fuoco, provincia, comune di Belluno, ANAS e Veneto Strade e ha annunciato la chiusura dei valichi. Dopo le previsioni di ARPAV c'è stato l'avviso di criticità arancione emesso dal centro funzionale decentrato della protezione civile e in Alto Agordino Livinallongo decide di chiudere l'asilo e Rocca il doposcuola. Si preannunciano infatti delle giornate a partire da oggi, da questo pomeriggio, di forte maltempo e quindi sono stati presi i provvedimenti necessari. Travolto dall'auto non ce la fa. Leggiamo appunto questa notizia nell'articolo di Egidio Pasuc. Parliamo di Gianfranco Fant, 85 anni, che era stato investito martedì sera nei pressi di Mussoi e è morto ieri mattina. Travolto dall'auto non ce la fa, si legge appunto nel titolo. Qualche giorno fa Gianfranco Fant, 85 anni, era stato investito a Mussoi da un'automobile guidata da un ultra ottantenne che si era subito fermato per cercare di prestargli i primissimi soccorsi. Fant è aspirato ieri mattina in conseguenza del drammatico incidente. La salma dovrà essere sottoposta all'esame autoptico. La data del funerale pertanto non è stata ancora fissata. Fant era figura assai nota, soprattutto data quella che era la sua attività professionale, poi per la sua passione
nazionale sportiva a Belluno e a Sedico. Lascia la moglie e 2 figli, Claudio e Michele, entrambi a loro volta molto conosciuti sia professionalmente che nel mondo dello sport. Prima di andare in pensione, Fant, residente a Belluno, aveva gestito un negozio di generi alimentari proprio non lontano dal luogo in cui ha avuto l'incidente. Il ruolo di dirigente sportivo è stato portato avanti da Fant per tutta la sua vita fino a poche settimane fa, prima che le normative anti-Covid tenessero il pubblico lontano dagli stadi. È arrivato anche il cordoglio dell'Union San Giorgio, da parte di tutta la società si legge: le nostre più sentite condoglianze ai figli e a Michele, sicuramente da lassù Gianfranco continuerà a seguire il nostro percorso. Leggiamo ancora una notizia e poi chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna. Torniamo un attimo indietro e andiamo a una notizia che riguarda il comune di Pedavena. No sprechi, sì solidarietà, il vero Natale di Pedavena. Decorazioni in tutte le vie con materiali riciclati e un conto per famiglie bisognose. Gli abitanti si sono attivati per abbellire le varie zone sotto la regia della Proloco. Pedavena punta a un Natale nel segno della sostenibilità e della solidarietà. Un movimento partito dal basso, dai volontari che tanto amano il territorio e portano avanti, grazie anche al sostegno dell'amministrazione comunale, che ha voluto ampliare il progetto dando un segnale a coloro che stanno attraversando un periodo di difficoltà e alle attività commerciali. Quest'anno sarà il momento per riscoprire il vero valore del Natale, il senso di appartenenza di una comunità che sta vicino a chi soffre, lo ha detto la vice sindaco Katia De Lunardi nella presentazione delle iniziative. E come si diceva, vi saranno decorazioni in tutte le vie con materiali riciclati e sarà istituito un conto per le famiglie bisognose. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo a firma di Eleonora Scartone nell'edizione di Belluno del Gazzettino. Con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina sempre puntuali alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto grazie a tutti per l'ascolto, un buon fine settimana, un sereno venerdì e a prestissimo. Grazie!